Tragagorgios è forse uno dei personaggi più temuti nella tradizione popolare sarda. Non per niente la leggenda di questa figura oscura è ancora molto presente e sentita nei racconti popolari. La morte in Sardegna è sempre stata vissuta in maniera estremamente particolare, infatti esistono diverse figure sia maschili che femminili legate a leggende sarde antiche che hanno come tema la morte. Alcuni personaggi non sono del tutto leggendari, ma talmente macabri e surreali che si fa fatica a credere siano esistiti realmente, come nel caso della femmina Capadora, un personaggio ancora oggi a metà tra leggenda e realtà. La leggenda sarda de su Tragakorgios parrebbe avere origini a Samugheo, dove oggi rivive e viene tramandato attraverso l'antico carnevale samughese. Su Tragakorgios viene descritto come una creatura macabra e tenebrosa dall'aspetto fisico non ben definito, un'anima nera che vaga e si muove per le stradine del paese durante la notte, portando con sé morte e disgrazie. La leggenda narra che questa figura vagasse in cerca di pace per le strade, trascinando sulle spalle delle pelli di animale con la testa ancora attaccata, agganciate a delle grosse corde o catene. Da questa descrizione deriva anche il suo nome, in quanto composto dalla parola traga, che si traduce in trascina, e corgios, che vuol dire pelli, cuoi. Durante il suo vagare, lo sfregamento a terra delle pelli e delle catene producevano un suono sordo e agghiacciante, che incuteva estremo terrore. Il suo passaggio infatti era presagio di morte imminente. Solitamente questa figura annunciava la morte di giovani e bambini o personaggi illustri della comunità. Quando su Tragagorgius sceglieva la sua vittima, si fermava davanti alla sua abitazione. Il giorno seguente il malcapitato sarebbe stato trovato morto. Quando qualcuno moriva per scelta de su Tragagorgios, la notte successiva si attendeva anche il passaggio de su Carres a morte, che giungeva in paese per portar via l'anima del defunto. Ogni tanto, quando il numero di decessi e di disgrazie diventava troppo alto, si faceva una messa speciale chiamata Samissa e Saretiru, celebrata da 7 preti, per costringere su Tragakorgios a ritirarsi dal paese. Molti giovani erano increduli ai racconti su questo spaventoso essere e si sfidavano tra di loro con prove di valentia, di coraggio, sicuri del fatto che fossero solo credenze popolari. Si racconta che una notte d'inverno un giovane valente, coraggioso, noto in paese per il suo coraggio, udì quel tipico e agghiacciante rumore e decise di uscire di casa per affrontare su Tragacorgios. Il ragazzo lo seguì fino a raggiungerlo e aggrappandosi alle corna d'animale attaccate alla pelle che trascinava cercò di fermarlo. Purtroppo il giovane non poté raccontare a nessuno della sua impresa perché fu trovato morto all'alba poco lontano dalla casa.